Siamo in uno dei giardini più belli d'Italia, il parco di Villa Babina, Sasso Morelli, ma questa è la sede direzionale del gruppo CLAI, la cooperativa agricola specializzata nella produzione di carni e salumi che da oltre 60 anni si impegna con passione nel territorio, non soltanto nella produzione, ma anche legandosi strettamente alla vita di comunità. Oggi infatti un evento particolare che mette in moto la sinergia tra il mondo agroalimentare e la solidarietà. La donazione di un'ambulanza alla USL locale della città di Imola. Ma questo è anche un giorno speciale perché è il compleanno di CLAI, i primi 60 anni. Presidente Giovanni Bettini, allora, un momento che dà ulteriore concretezza a quello che è stato l'impegno di tutti questi decenni. È stato il successo della storia della cooperativa lavoratori agricoli imolese, il successo di una storia di valori, una storia di cibo, di prodotti di grandissima qualità, dentro la storia di uomini e di donne che veramente hanno affrontato in CLAI una grandissima esperienza di comunità di lavoratori legati ai valori della terra, della tradizione, della produzione di carni, di salumi e più recentemente di formaggi in uno splendido territorio, rinnovando quel patto fra le generazioni e quel legame profondo di appartenenza a questo territorio. Praticamente CLAI festeggia il suo compleanno donando agli altri, questo è bellissimo. E quindi è un dono proprio della vicinanza, un'ambulanza per il mondo sanitario. Sì, il dono della vicinanza, della prossimità, nel momento più di fragilità delle persone. Ancora prima del tragico evento del Covid, in Consiglio di amministrazione è stato portato questa proposta. Festeggiamo questo nostro 60° con il dono di un'autoambulanza, segno di un legame profondo con questo territorio e con le persone che lo abitano. Dietro ci sono gli operatori, c'è il responsabile dell'emergenza urgenza e qui con me c'è il direttore generale Andrea Russi. Diciamo, nel nostro territorio è un territorio di 10 comuni che comprende oltre a Imola i 10 comuni del cosiddetto circondario imolese. C'è una media di circa 13.500 attivazioni all'anno, no? Che fanno circa 40 interventi del 118 su base giornaliera. Questo fa sì che ognuna delle nostre ambulanze, diciamo, annualmente percorra circa 60-65 mila chilometri. Ne abbiamo 15 per 65 mila, fa quasi 1 milione di chilometri ogni anno che vengono percorsi. Questo fa sì che ogni anno noi consumiamo 3 ambulanze. E quindi questa donazione, che ha un grande valore simbolico, come lei ricordava, perché, come dire, l'ambulanza è anche, come dire, un presidio di prossimità, è il primo mezzo che interviene quando un nostro assistito manifesta uno stato di bisogno, ma ha anche un grande valore sostanziale perché, come dire, è un mezzo utile. Poi io dico sempre che sono le persone che curano le persone, i mezzi sono molto importanti, ma è ancora più importante chi sta a bordo delle ambulanze. Questo è il principio della mutualità che tiene insieme i valori della società cooperativa e quelli del Servizio Sanitario Nazionale. Le due cose si sposano molto bene, non è un caso che oggi ci troviamo qui a ricevere questo prezioso dono in una sede di una importante società cooperativa del nostro territorio, perché questo è un mezzo che rimane al servizio del nostro territorio. Allora, la donazione di un'ambulanza in un momento particolare, però dicevamo festa. Festa perché questa regione, anche attraverso il mondo dell'agroalimentare, si propone bene al territorio e al mondo. Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna. Se non fosse arrivata prima la pandemia energetica e poi questa ingiustificata ed ingiustificabile guerra, questa è una regione che ha conosciuto nei mesi precedenti, durante il 2021, il record nel dopoguerra di export. È evidente che quello che è accaduto mette non solo noi, il Paese, l'Europa, il mondo in difficoltà. Vedremo come sempre di cavarcela come meglio possiamo. Certamente oggi è una bellissima giornata, i 60 anni di una grande cooperativa che oltre a creare ricchezza nel territorio, garantire posti di lavoro, ha però tra i propri valori fondanti quello anche della mutualità, della cooperazione e soprattutto della solidarietà. Regalare, consegnare un'ambulanza al sistema territoriale di sanità pubblica, in questo caso
all'emergenza urgenza al 118, che peraltro compie 30 anni proprio in questi giorni, è un fatto credo molto bello da sottolineare al servizio della comunità. Presenti qui in casa Clai per la festa di compleanno, per la donazione dell'ambulanza, i rappresentanti dei territori dove ci sono gli insediamenti produttivi di Clai, quindi parliamo di Borgo Tossignano, parliamo di Faenza e parliamo naturalmente di Imola, il sindaco Marco Panieri. Allora, questa vicinanza territoriale attraverso il mondo dell'agroalimentare, una liaison bellissima. Beh, sicuramente una grande occasione, un grande traguardo, ringrazio Clai per questo, ma soprattutto per quello che fa ogni giorno nella nostra comunità, quindi non solo lavoro, cooperazione, ma anche sociale, tantissime iniziative che dedicate anche alla promozione dei prodotti, ma anche al lavoro e quindi a cosa vuol dire essere cooperativa oggi. Paolo Nildi ha rappresentato il mondo Clai per tantissimi anni e andiamo un po' indietro nel tempo, ma è ancora qui a vivere le emozioni di oggi. Sì, e abbiamo vissuto quelli che sono stati gli anni dello sviluppo, insomma, di Clai. Mi sento ancora parte di questa casa. Poi tanti di noi, anche che sono in pensione, si sentono ancora parte di queste, perché c'è questo filo che ci lega tutti, ecco questo, perché tutti speriamo che questa impresa cooperativa abbia ancora un grande futuro di successo per il vantaggio di tutti. Quando si festeggia un compleanno si festeggia anche la storia e allora la storia è rappresentata dai primi anni della vita di questa cooperativa agricola. Paolo Rossini, agronomo, dottore fondatore di questo mondo Clai, ritrovarsi oggi qui dopo 60 anni. Dopo 60 anni perché l'idea fu del dottor Montoschi e del dottor Cassani che vennero da me e dissero vogliamo fondare una cooperativa di agricoltori mezzadri e tutti mezzadri fuorché un coltivatore diretto che però dopo pochi mesi si ritirò in quanto aveva paura di perdere il podere. Gli altri mezzadri invece continuarono con 920.000 lire, costituirono la cooperativa. Quindi cominciò l'attività diretta e cominciarono i negozi in maniera che abbiamo costruito pian piano tutte queste attività, prima con il dottor Nildi e poi con Bettini, poi successivamente con D'Angeli, che è stato mio studente, che però è molto motivato e ha una grinta fantastica. Senti, ma com'è oggi ritrovarsi qui in un mondo che è cambiato per quello che riguarda il contesto della produzione, ma è rimasto inalterato per quello che riguarda l'entusiasmo, l'atmosfera e la passione? La passione e l'entusiasmo io lo vedo nei nuovi giovani. Oggi si vede che c'è un'attività continua e si vuole crescere, crescere, crescere. Allora, questo compleanno, tra l'altro, viene sancito anche da un salume speciale, perché vedete 1962 senza Rudy Magnani, direttore di produzione, un salame senza conservanti. Sì, abbiamo lavorato diversi anni per mettere a punto questa ricetta, per ottenere questo salume completamente senza conservanti, senza additivi. È stato un lavoro impegnativo, abbiamo lavorato insieme all'Università di Bologna, insieme ai nostri maestri salumieri e siamo andati un po' a riscoprire le ricette artigianali, siamo andati a studiare come faceva il contadino a casa sua a produrre tanti anni fa nella sua cantina i salami senza conservanti, siamo andati a cercare i metodi di produzione che venivano utilizzati e capire quelli che potevano essere giusti per fare un prodotto per i nostri tempi e soprattutto un prodotto sicuro dal punto di vista igienico-sanitario. La cosa più bella di questo progetto è stato proprio vedere i nostri maestri salumieri, gente che lavora in Clai da 30 anni, vederli lavorare insieme ai ragazzi appena usciti dall'università di 20-25 anni che hanno fatto la tesi su questi progetti e insieme ai professori dell'università, ecco, vedere lavorare insieme queste professionalità diverse concentrate a raggiungere lo stesso obiettivo, questa unione dei saperi e del saper fare ha portato al risultato di questo prodotto. Allora, quando vedete un Imola 1962 sapete che vi state mangiando un pezzo di gioventù ma anche un grande pezzo di storia, possiamo dire così. La cosa che mi ha stupito è stato che per mettere a punto questo salame dove il focus era avere un prodotto sicuro dal punto di vista igienico-sanitario visto che non ci sono i conservanti, ma la cosa che mi ha stupito è stato che abbiamo
scoperto un gusto diverso dal salame convenzionale, perché non tutti sanno che i conservanti hanno un loro sapore e quindi un salame senza i conservanti ha un sapore diverso, ha un sapore che ricorda quello dei prodotti fatti in casa dal contadino. Pietro D'Angeli, direttore di CLAI, allora diciamo che oggi si completa veramente questo circuito virtuoso cominciato esattamente tra il 19 e il 20 marzo 1962. La cooperativa agricola lavoratori imolesi che oggi diciamo diventa Casa CLAI ma resta fedele alle proprie radici e ai propri valori. Noi uomini e donne CLAI, noi siamo fedeli al nostro passato, ai valori della cooperativa, alle radici, guardiamo con attenzione il presente, con positività, lo vogliamo vivere bene, le sfide del momento e costruiamo giorno dopo giorno una creativa proiezione verso il futuro. CLAI è nata dall'idea dei soci fondatori. Nel 1962 c'era un dipendente. Oggi siamo 570 dipendenti che in più le imprese dei soci allevatori e le altre attività che sono collegate con la cooperativa arriviamo a oltre 1000 persone. Quindi il lavoro, le idee, la fatica e la partecipazione e il coinvolgimento di tutti ha portato a questi risultati. E con questo trionfo di salumi, ma anche formaggi e prodotti del territorio di Casa CLAI, arriva il nostro saluto finale. Naturalmente vi aspettiamo tra 7 giorni tantissime altre novità, sempre dal mondo della campagna, dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Per seguirci tutti i riferimenti li vedete in sovrimpressione. In collaborazione con